da solo io non posso camminare via. Che questo canto, questa preghiera, Padre, sia la nostra verità di vita ogni momento, riconoscendo che io ho bisogno di te, solo di te, nel nome di Gesù. Amém. Amém. Potete accomodarvi, carissimi. Chi è Dio per te? Chi è la persona di Dio per te? È tutto molto generico, tutto. Chi è Dio? Chi è guida? Chi è Dio? Buongiorno Chiesa. Chi è Dio per te? Salvatore? Padre? Amore? E dobbiamo parlare sull'amore oggi di Dio. È il nostro Dio, è quello che noi adoriamo, è quello che offriamo un culto. E tante volte noi pensiamo che Dio è Dio. Ma Dio non è Dio è qua con noi. E tante volte noi stiamo perdendo il senso di quel rispetto, adorazione e veramente vita con Dio. E Dio merita tutto questo. Staremo lavorando adesso nella Chiesa qua per un periodo di 5 prediche su una metafora, una parabola, una storia di 5 cose che possiamo vedere in un albero. E noi staremo collegando il senso della vita cristiana, il senso di essere un cristiano, come Gesù ha parlato in tutte parti di un albero, di una pianta. E noi staremo lavorando oggi sul senso di essere semente, il senso di portare DNA, il senso di morire. Dobbiamo parlare domenica prossima il senso della radice. La radice, mi sentite bene? Io non mi sento adesso. La radice di avere base, forza, nutrirsi. Dopo staremo continuando di essere fiori. Fiore è impollinare, è generare gli altri un frutto. Dopo le foglie, che è importante la fotosintesi, la bellezza e soprattutto essere un servo. E il frutto, che è la ragione di esistenza di quell'albero, perché deve portare il cibo a un altro che deve mangiare. Perciò staremo lavorando in 5 messaggi su questo principio di ogni parte di una pianta e il significato di quello che Gesù voleva chiarire di essere cristiano in questo mondo. E quello che noi dobbiamo essere e vogliamo essere. Leggiamo il brano di Salmo 126, versetto 2, 3, 5 e 6. Salmo 126. Oggi non vi ho portato qua perché dovete portare la Bibbia di casa, ok? Salmo, chi non sa dove è Salmo, chiude la Bibbia, apre nella metà e troverete il libro di Salmo, ok? Salmo 126, versetti 2, 3, 5 e 6. Se qualcuno non lo trovi a tuo fianco a te, per favore, aiuta. Salmo 126. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi. E noi siamo nella gioia. Versetto numero 5. Quello che seminano con lacrime, metteranno con canti di gioia. Seminare, seme. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Perciò il senso di essere semente, il senso di veramente seminare, è un principio che Gesù ci insegna in tante parabole, soprattutto la parabola del seminatore, ma la bellezza e la grandezza di essere semente è che dimostra quello che noi siamo. Se tu vuoi conoscere veramente una pianta, tu devi scoprire il DNA in quale parte di questa pianta? Nel semente. Perché tutta la carica genetica di quel seme, di quella semente, è inserita di là. Perciò quell'albero dopo che viene fuori è perché c'è
tutta quella carica genetica dentro di quello seme. Perciò quello che viene fuori da noi è quello che abbiamo come noi, come natura, come persone. Perciò il proposito della nostra esistenza qua nella terra è creare una nuova generazione. La nostra esistenza qua è portare che possa venire una nuova generazione come noi. Se tu vai scoprire chi tu sei, basta guardare le persone intorno a te e i tuoi amici. Se tu vai scoprire veramente chi tu sei, non basta andare no specchio, è vedere le persone che sono intorno a te. Perché tu stai creando una nuova generazione. Eu não estou falando soltanto del figlio biologico, ma sto parlando di una nuova generazione delle persone che stanno camminando d'accordo con il nostro modo di pensare e il nostro modo di essere. Essere semente, essere seme, significa che io devo propagare e manifestare le mie caratteristiche alle persone che sono intorno a me. Tu puoi dire, ma io non ce l'ho nessun amico. Una semente vuota. Ma se io voglio scoprire chi io sono, è quello che sto propagando intorno a me. O centro e o propósito di Gesù era creare dei discepoli. Gesù creò i suoi discepoli. Erano tanti. Avevano 12 apostoli. E quando Gesù è partito in cielo, ha lasciato almeno 500 persone che erano i suoi seguaci. E tra poco noi partiremo in cielo e non so quanto seguaci tu lascerai in questa terra. Ma il proposito della nostra esistenza come cristiani è creare dei cristiani come noi in questo mondo. Io non vivo per me, io vivo per creare un altro discepolo. Io vivo per creare una nuova persona che sia simile a me. E se io sono com la carica genética di Cristo, io posso portare in questo momento a una persona che sia un discepolo di Cristo tramite la mia persona. Come tu stai creando oggi i tuoi discepoli? In che modo tu stai creando una persona simile a te intorno a te? In che stile di vita tu stai vivendo? I tuoi figli? I tuoi figli stanno camminando com il tuo modo di pensare, di ragionare? E tu puoi pensare, ma i miei figli sono di là, io sono di qua, no, i miei figli sono vicino. Ma quello che il tuo figlio è oggi è perché in un momento della tua storia tu hai insegnato il tuo figlio a essere quello che lui è oggi. Le persone che sono vicino a te oggi, in un momento della tua storia, tu hai inserito delle caratteristiche in quella persona che loro sono oggi. Perciò noi stiamo trasferendo questa carica genetica spirituale alle persone che sono intorno a noi. É a nossa responsabilidade de essere questa semente, é a nossa responsabilidade de seminare um contenuto da vida cristiana alle persone intorno a noi. Interessante que quando nella vita noi vogliamo scoprire veramente quello che stiamo camminando e vivendo, basta parlare con le persone e tu scoprirai, io sono così. Io sono così. Tu já hai percepito que tu stava parlando com uma pessoa e dopo tu hai percepito, questa persona é simile a me? E tu cominci a vederti in quella persona. E nós siamo così. Non possiamo mai dimenticare che noi stiamo sempre propagando o creando le persone intorno a noi. Perciò questa prima tappa del seminario, noi dobbiamo sapere e imparare il senso di che ovunque andiamo, noi lasciamo delle tracce o delle orme. E qualcuno sta seguendo. Ovunque tu andrai, qualcuno sta seguendo la tua vita. Io non posso mai dimenticare questo. E non soltanto i tuoi figli, ma anche le altre persone. La nostra responsabilità di essere questa semente, di questo seme, è molto grande. Io non vivo in un mondo isolato. Io sono responsabile per quello che io sono e sono responsabile per quello che io comincio a inserire negli altri, perché questi altri stanno creando di altri discepoli. Perciò che oggi che mi preoccupa no senso della Chiesa è che noi come Chiesa stiamo perdendo il senso della carica genetica degli stili di vita di Cristo. E se la Chiesa non sta propagando questo stile di vita di Cristo, tra poco questa terra qua non vedrà nella Chiesa le caratteristiche della persona di Cristo.
La nostra responsabilità è grande e profonda di propagare la persona di Cristo, contagiare gli altri con la persona di Cristo. È la responsabilità della Chiesa. La nostra genetica è questo. Noi non possiamo mai dimenticare che il nostro modo di vivere è quello di contagiare oppure contaminare gli altri. È di qua che io vorrei entrare nella strada più importante di questa predica di oggi. O noi stiamo contagiando o stiamo contaminando. Ma qualche discepolo noi stiamo facendo. Come che eu posso discernere e sapere a diferença de contagiare e contaminare? Qual a diferença tra um e l'altro? Contagiare é positiva, contaminar é negativo. Ótimo. L'altra? Entrambi podem essere passivo e ativo. Entrambi. Ma è collegato a questo. Perché un modo di contagiare o contaminare è un modo passivo e ativo che stiamo contagiando ou contaminando. É inserir uma mela marcia dentro de uma scatola e tra poco tutte le mele saranno contaminate. Contagiare e contaminare nella vita cristiana. Arriva un momento della nostra scelta. Ou eu estou contagiando le persone con l'amore di Cristo, ou estou contaminando le persone con l'odio personale. È di qua che viene questa grande caratteristica. Il cristiano ha imparato che cosa? Amare o odiare? Amare. Perché Dio è amore. E quando abbiamo scoperto questo amore di Dio, noi abbiamo cominciato a scoprire che questo amore deve essere diffuso in tutto questo mondo. E noi dobbiamo contagiare gli altri con questo amore di Cristo. Ma io posso anche contaminare, può essere una scelta mia, di odiare, di non perdonare, di cercare di fare quello che voglio io. È un modo di contaminare tutta una comunità, o le persone, una famiglia, o le persone che sono vicine a me, tramite un odio, tramite la mancanza del perdono, tramite la mancanza della grazia di Dio. La scelta è mia. Ma è interessante che nella semente per produrre un altro albero, che cosa deve fare? Prima di germogliare, che cosa deve fare la semente? Morire. Con la morte di questo seme produrrà un altro albero. Con la vita di questo seme non produrrà niente. Perciò la morte, come già abbiamo parlato qualche tempo fa qua, la morte è il motore della vita. È quando io muoio, è che quando io comincio a contagiare gli altri con l'amore di Cristo. È la mia morte che porta a vita. Quando comincia a venire i miei desideri, i miei piani, i miei sogni, il mio modo di pensare, io sto contaminando gli altri con un stile di odio che esiste nella natura umana. Ma quando esiste quel modo di vivere con l'amore di Cristo, c'è la mia morte. Perciò se non esiste la mia morte, non esiste l'amore di Cristo tramite la mia vita. 1 Corinzi 15:36. 1 Corinzi 15:36. Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Quello che tu semini per avere vita deve morire. Un modo che io posso trasmettere l'amore di Dio, un modo che io posso trasmettere il vero amore che questo mondo ha bisogno, è la mia morte. Perciò che quando io conosco Cristo Gesù, io conosco l'amore di Dio, io sto imparando il significato della mia conversione con la mia morte. Che cosa Paolo affermò in Galati 2:20? Non sono più io che vivo, è la mia morte. Io só posso contagiare questo mondo con l'amore di Dio quando io comincio a morire per me stesso. Il mio egoismo deve essere ucciso. Perciò io devo scegliere in quel momento la mia morte in modo di amare gli altri e produrre vita, oppure la mia vita con l'egoismo e divento una persona vuota
e existe morte in torno a me. Se io sono un vero semente di Cristo Gesù, io devo morire per produrre vita agli altri. Io non posso trasmettere l'amore di Dio se io continuo a vivere con il mio modo di essere. Io non posso trasmettere l'amore di Dio se c'è ancora questa forte natura del peccato nella mia storia. Io só posso trasmettere l'amore di Dio se questa natura del peccato è morta in me stesso. L'egoismo è odio, è verso di me. Amore è la mia morte per dare vita agli altri. Il semente só può produrre una nuova vita se morre. Il semente só può germogliare se morre. Perciò noi abbiamo imparato da Dio l'importanza di svuotarsi, l'importanza di morire, l'importanza di vedere gli altri come opportunità di servire, l'importanza di manifestare la compassione di Dio, non giudizio. Se io sono un seguace di Cristo, io guardo quello che Dio ha fatto e io seguo quello che Gesù ha fatto. Che cosa è successo con Gesù? E lui, essendo Dio, si ha svuotato di se stesso e divenendo servo. E questa morte di Cristo che cosa ha portato per tutti noi? Vita. La morte di Cristo porta vita. Perché o texto bíblico central della Bibbia che cosa dice? Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico unigenito figlio per morire. L'amore che porta a morte e questa morte di Cristo che porta vita a me. E quando eu conosco questo amore di Dio, eu devo morire a me stesso in modo che eu possa portare vita delle persone intorno a me. Eu não devo pensar em me stesso. Nós tante volte pensiamo nei nostri privilegi, nei nostri conforti, nella nostra sicurezza, nella nostra pace, e stiamo perdendo o senso di chi ci dà questo è Dio, non sono io. Sono io che devo cercare la mia pace, sono io che devo cercare la mia sicurezza, sono io che devo cercare il mio conforto, sono io che devo cercare il mio riposo, sono io che devo cercare... No. Quando eu comincio a uccidere tutto questo nella mia vita, per dare vita agli altri, a servire gli altri, eu comincio a scoprire il senso della mia morte e adesso l'amore comincia a abbondare nella mia vita. Tu conoscerai veramente se esiste vita intorno a te, se c'è la tua morte. E è questo che Dio ti insegna. O senso di essere cristiano è abbandonare la nostra giustizia, è abbandonare i nostri concetti umani, è abbandonare tutti i nostri privilegi che noi desideriamo. È di qua che quando io abbandono questo, io sono un cristiano. È quando io abbandono questo caio, io sono un cristiano. Ma quando sto cercando le cose per me, eu non ho conosciuto, non ho imparato ancora quello che Dio vuole insegnarmi. Che cosa significa amare, che cosa significa svuotarsi. E o semente só può produrre una nuova vita se muore. E se non muore non può produrre una nuova vita. E o semente só può germogliare se muore. Il seme só può dare una nuova vita se muore. Perciò noi dobbiamo capire o senso che amare è la mia morte. Io só posso amare qualcuno se io sono morto. Non esiste una vita a me stesso e cercare di amare gli altri per continuare a vivere come io sono. Non esiste. Perché Dio mi ha insegnato o significato dell'amore. Amore non è un sentimento, è azione. Perché Dio ha tanto amato che ha dato. Perché io ho tanto amato che io ho fatto. Perché io amo tanto che qualcosa io manifesto. E o manifestare è manifestare questo amore di Dio che deve essere visibile, che deve contagiare gli altri. Avete percepito che i nostri desideri di carne ti imprigionano? Avete percepito che quando io uccido a me stesso, io sono la persona più libera in questa terra? Avete percepito che quando sto cercando le cose per me, tra poco io sono un dipendente di me stesso. Ma quando eu comincio a pensare negli altri, io sono una persona libera per fare di più che quello che io sto pensando per me. È quando io amo. Oggi è molto facile dire io ti amo mio Dio.
È facile dire con le parole. Io amo la mia moglie, io amo i miei figli, io amo i miei genitori. Ok, tu ami. Io voglio vedere. Io voglio vedere la tua morte verso di me. Se io sto pronto a dire che io amo Dio, ma io non adoro Dio, io non prego a mio Dio, io non leggo la parola di Dio, io non perdono i miei, io non sto camminando com o mio popolo, c'è qualcosa che non sta funzionando. Come eu posso dire que eu amo la mia moglie, ma io non do attenzione alla mia moglie? La mia vita come marito è una persona completamente assente. Io non riesco a portare niente di vita a lei. Come eu posso dire che amo? Come eu posso dire che amo una persona se eu non voglio camminare con quella persona? Amare è la mia morte verso qualcuno. Amare è la mia morte verso gli altri. È portare vita agli altri, ma con la mia morte. Quando eu cerco de vivere per me stesso, estou portando morte intorno a me e anche a me stesso. Eu devo capire bene que mentre eu estou vivendo pensando em mim, eu estou me allontanando de tutto l'insegnamento di Dio. Quando eu afirmo que eu decido pela minha vida, eu estou abandonando Dio nella mia vita. O bello della conversione è quando eu comincio a morire per me stesso, estou consegnando a Dio i miei tempi, estou consegnando a Dio i miei soldi, estou consegnando a Dio la mia famiglia, estou consegnando a Dio tutti i beni che eu ce l'ho, estou consegnando tutto questo a Dio. Quando eu faccio questo, Dio comincia a agire nella mia vita e darmi molto di più di quello che io ho consegnato. Ma quello che Dio vuole da me è questo passo di amare e dire: Dio è tuo, la mia vita è tua, non sono io che gestisco a me stesso, la mia vita è tua. E quando Dio prende la mia vita in amore, Dio comincia a darmi molto di più di quello che io sto consegnando a Lui. E non è un rincambio, è un Dio d'amore che fa questo per me. Tante volte eu posso trattenere la mia vita e gestire la mia vita e adesso dire: da oggi in poi sarò io a gestire questo. Estou dicendo: Dio, tu non sei abbastanza grande e nem abbastanza in amore per sapere gestire la mia vita. Adesso sono io. E Dio dirà così: ok Caio, cominci a fare questo. Sono pronto. Nel giorno che tu vuoi ritornare qua e abbandonare tutto questo e consegnare la tua vita a me, eu comincio a lavorare nella tua vita novamente. Perché Dio non interferisce nei miei desideri. Perché Dio nel suo amore mi ha creato con la capacità di autogestire le cose. Ma quando eu comincio a capire che io devo consegnare tutto a Dio, eu comincio a capire questo suo grande amore. Quando io muoio, è in questo momento che eu posso sentire l'azione di Dio. Eu só posso diventare un albero bellissimo se c'è prima una semente che morre. Eu só posso diventare una persona stupenda e maravilhosa se prima io vivo il primo passo della mia morte. Per diventare quel bellissimo albero c'era una piccola semente che è morta. Per diventare una bellissima persona, il primo passo è la tua morte. Eu non posso avere radici se non c'è la mia morte. Eu non posso avere radici se non c'è il mio amore, non c'è amore. Eu non posso avere dei bellissimi fogli se eu non riesco a morire per me stesso. Eu non posso impollinare, avere dei bellissimi fiori se non c'è la mia morte. Eu non posso dare cibo agli altri come frutto se non c'è la mia morte. Perciò il primo passo della vita cristiana è amare. E il primo passo per tutti noi è amare uni gli altri. Il primo passo che Gesù ha detto, il riassunto di tutta la legge qual è? 2 versetti. Ama Dio con tutto il tuo, con tutta la tua, con tutti i tuoi forze e desideri. Ama Dio. E il secondo simile a questo è? Il prossimo come? Perciò se noi vogliamo fare un riassunto di tutta la parola di Dio in una sola parola, qual è? Ama. Ama. Con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutti i tuoi desideri. Ama. Perché Gesù mi ha insegnato questo. Perché mio Dio mi ha insegnato questo, a amare. Se eu vorrei vivere e trasmettere vita agli altri, eu devo fare solo una cosa, amare.
E o l'albero più bello sarà quell'albero che comincia a amare negli altri. Interessante que a base é questo. Dio ama il mondo. Interessante que quando Dio dice io amo il mondo, Dio está dizendo a stessa cosa. Não importa quello que o mundo está facendo contra de me. Io amo. Tante volte nós facciamo la selezione di quello che io amo e la selezione di quello che io non amo. Dio non mi ha insegnato questo. Dio mi ha insegnato solo una cosa. Io amo il mondo. E o meu amor é così grande che io do il mio figlio. È questo amore di Dio. È questo amore che io devo manifestare agli altri. Io amo. Ma io non posso inserire adesso Serie A, Serie B. Io amo. E se Serie A, Serie B vuole sentire o meu amore, è un problema loro. Io devo amare. E quando io amo, eu trovo in quel momento la vera ragione della vita e della esistenza. Quando io amo, io mi sento libero. Quando io amo, io posso camminare con questa grandezza di Dio. Quando io amo, io sono libero per fare tutto ciò che Dio mi ha insegnato a fare. Ma se non c'è questa base di amare, io non riesco a vivere in questo mondo. Perché Dio mi ha insegnato questo. Perciò che Dio ama e agisce e invia suo figlio. E fare vedere questo amore perché Gesù si svuota. È la mia motivazione di vita. È questo Cristo Gesù. Pietro, grazie, avrò tanto bisogno veramente. È questo amore. Grazie. Dio ti ama. Dio mi ama. E Dio, quando manifesta questo, non sta manifestando soltanto qualcosa che noi potevamo vedere, ma ti insegna. E quando Dio ti ama e ti insegna, eu só posso fare una cosa: imparare questa lezione e camminare con amore di Dio. Perché io sono stato educato nell'amore di Dio. Io sono stato formato e creato nell'amore di Dio. Se io non vorrei imparare questa lezione dell'amore di Dio, è un problema mio. Ma io sono stato educato, formato, creato in questo amore di Dio. Perciò che la mia motivazione è vedere quello che Gesù fece in questa terra e camminare come Gesù stava camminando. E è bello di vedere Gesù che camminava in mezzo alle persone e nel suo amore aveva quello sguardo di compassione e diceva: per compassione, per tua fede, per amore, io ti guarisco, io agisco verso di te. Perciò che Gesù camminava per questa terra e quando trovava quelli religiosi che sapevano che dovevano amare e non amavano, che cosa Gesù faceva? In amore Gesù prendeva l'orecchio. Non volete imparare che cosa significa amare? Voi avete imparato tutto questo ma non manifestate questo amore? Gesù usava anche questa mano forte ai nostri occhi dura per correggere quello che sapevano amare e non stavano amando. Ma per amore Gesù faceva questo. Perciò che noi sappiamo che cosa significa amore. Noi viviamo in un mondo con una mentalità egoista di essere felici, di essere il centro. E questo è un grande inganno. E un mondo ti insegna che tu devi cercare la tua vera libertà, la tua vera felicità, che tu devi cercare veramente di essere il centro e fare la festa più grande e stare sempre così, così. E questo è un grande inganno. Per tra poco tu cadrai in un grande laccio del diavolo e tu andrai in un profondo pozzo di morte. Perché è un inganno. Perché la vera libertà è quando io amo. Io sono un servo degli altri. La base non è in me. La base della mia vita è fuori di me. La mia base non è la trappola do egoismo e di questo inganno. La mia base è quello che Cristo mi ha insegnato. Quello che Cristo ha vissuto. Cristo mi ama. Io devo amare. Cristo mi ama e mi ha insegnato a amare. Cristo mi ama e ha detto: Caio, fa lo stesso.
E è interessante che Cristo ha lasciato una promessa per i suoi. E quando lui è andato, ha detto, io sarò con voi quando? Per quanto tempo? Fino alla fine, per insegnarmi a amare. E Cristo ha detto, io vado, ma lascerò lo Spirito Santo. Io sarò con te perché il mio Spirito è di là, lo Spirito Santo che è Dio sarà con te. Perciò io sono con te per amare. Io non posso mai dimenticare di questo, perché questo Cristo che mi ha insegnato è con me. Io devo amare. Io sono nato per questo. La mia struttura di vita avrà senso quando la mia morte diventa mio stile di vita. Filippesi 3,19 parla anche in questo senso dell'egoismo. La fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Quando è questo mio stile, è la perdizione. Ma quando è la mia morte, è la libertà in Cristo. La semente non potrà produrre dei frutti senza una vera morte. Noi non possiamo portare dei bei frutti come cristiani se non c'è la nostra morte. Perciò la nostra morte produrrà vita. E noi esistiamo per questo. Tu esisti per morire. Io esisto per morire. E quando succede la mia morte, c'è vita intorno a me. È questo che Cristo mi ha insegnato. Se noi non amiamo, che cosa facciamo qua? Se noi non serviamo negli altri, che cosa facciamo qua? Se noi non siamo servi uno degli altri, che cosa facciamo qua? Se noi non stiamo amando il nostro prossimo, io non sono un cristiano. Perciò il senso della vita con Cristo è amare Dio e amare il prossimo. Ma io devo vedere. È quello che Dio sta dicendo per noi. Preghiamo. Pensiamo in quello amore di Dio. Tu conosci questo amore. Dio è amore e Dio ti ama. Dio è amore e Dio ti ama. Tante volte noi pensiamo che dobbiamo essere una persona buona, più brava, per meritare questo amore. Ma non è così. Dio ama e Dio mi ama come io sono. Io sono amato da Dio come io sono. Dio vuole abbracciarmi con questo suo grande amore. Dio vuole dare un grande abbraccio con questo suo amore. Tu ti senti abbracciata dall'amore di Dio? Quando Dio mi abbraccia con il suo amore, io sento questo amore di Dio, comincia a venire il processo della mia morte. Comincia a venire il processo di germogliare. E comincia un processo di dare vita alle persone intorno a me. Perché questa carica genetica di Cristo io posso trasmettere agli altri con la mia morte. Grazie, Padre, perché il tuo grande amore ha raggiunto il mio cuore. Grazie, Padre, perché il tuo grande amore ha raggiunto tante persone qua. Sappiamo, Padre, che tu vuoi una risposta nostra. Di accettare o rifiutare questo amore. Ma tu continui a amarmi.
Grazie, oh Padre, perché il tuo grande amore si dimostra quando tu hai inviato l'unico Figlio Gesù. Questo Gesù che si svuota della sua divinità e diventa un servo, per amore a me. Grazie, oh Padre, perché questo grande amore si dimostra che Gesù va fino alla croce, è obbediente. In quella croce muore per me, perdona, purifica-me di tutti i miei peccati. Grazie, oh Padre, perché questo tuo grande amore che è perfetto agisce. E ora, Padre, in gratitudine a quello che tu hai fatto, io riconosco. Io consegno la mia vita a te per amare gli altri allo stesso modo come tu mi hai amato. Solo tramite la mia morte, oh Padre, che io posso amarti e amare il mio prossimo. Prego per me. Prego per tutti qua che sono presenti. Prego per la tua Chiesa. Una Chiesa che possa abbondare in amore. Una Chiesa, un popolo che possa camminare nel tuo grande amore. Ma che io possa guardare la mia vita. Tante volte in questo momento comincio a guardare e aspettare della vita degli altri. Ma non è in questo modo. Io guardo a me stesso. E tramite la mia morte avrà vita intorno a me. Ti ringrazio, Padre, perché tu sei il Dio presente della nostra storia, nonostante quello che siamo. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Amen, carissimi. Dobbiamo? E sapete che amare è bello, è libertà. E siamo molto più felici. È vero, no? E che cosa fate seduti qua? Cantiamo, adoriamo il nostro Dio. Possiamo adorare il nostro Dio in questo momento? Portiamo le offerte, le decime. È la nostra responsabilità di amare. Tante volte le persone, ah pastore, ma le decime, le offerte, sembra una cosa della Chiesa. No, no. È biblico, è Gesù, è Dio che ci insegna. Così quando io faccio questo, è in amore all'opera sua. Facciamo questo, possiamo stare in piedi, Chiesa, e cantiamo? Adorerò, canterò e offrirò ao mio Dio. Possiamo stare in piedi, Chiesa, e offriamo questo momento di adorazione e di offerta al nostro Dio.